partita ora la gara! Si controllano le atlete, abbiamo visto osservarsi negli occhi questa fase iniziale, si studiano, ma ora sarà sicuramente fuoco alle polveri e inizieranno a darsene di santa ragione, per modo di dire, ovviamente nel tratto in salita che portano. Applauso anche qui, una ragazza da sola al comando, netto il suo margine di vantaggio, ha fatto letteralmente il vuoto la numero 305 Sofia Trettel, l'atleta dell'US Cermis, che davvero ha dato una grande prova di superiorità. Sofia Trettel, la vincitrice, dunque in seconda posizione Nancy De Mattei, 5 stelle di Serignano, e al terzo posto con 254 Lian Nardon, l'atleta della Valle di Cembra. Dunque vittorie che si suddividono tra le varie vallate del Trentino. Prima vittoria è andata a Vigolo Basenga, la seconda vittoria in Val Giudicarie, la terza vittoria è andata in Val di Fiemme per Sofia Trettel, l'atleta del Cervis, che ha davvero fatto il vuoto in questa terza gara del programma, la gara riservata alla categoria delle esordienti femminili. Erano una cinquantina qui le atlete che hanno preso il via alla gara, dunque un numero ancora maggiore rispetto alle categorie precedenti, una cinquantina le atlete della categoria esordienti donne. Continuano gli arrivi, arriva ora con il numero 420 Asna Taisir, col 422 la volta di Iman Hassini, e ancora all'arrivo il numero 263 Stefania Bernardi. Per tutte loro gli applausi, e applaudiamo tanto anche il numero 431 Alissa Sperandio. Con Alissa si chiude.